Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ultima edizione live odierna per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, un riepilogo dei fatti accaduti in Friuli, Venezia, Giulia. Giuseppe Mario Forciniti, l'infermiere di 34 anni che nel novembre dell'anno scorso a Roveredo in Piano ha ucciso con 20 coltellate la compagna Aurelia Laurenti, è stato rinviato a giudizio. Il processo sarà celebrato il 15 novembre prossimo in Corte d'Assise a Udine per le accuse di omicidio volontario aggravato perché commesso contro una persona stabilmente convivente. La famiglia della vittima, tramite l'avvocato Antonio Malat, si è costituita parte civile. E ora andiamo su un infortunio sul lavoro. In provincia di Pordenone un operaio è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un'azienda di verniciatura di pannelli di mobili a Chions. Ha battuto la testa ed è stato portato urgentemente in eliambulanza all'ospedale di Udine. L'infortunio è avvenuto nella zona industriale di Villotta. JS, 38 anni, residente a Pasiano, stava lavorando all'interno di un macchinario per l'asciugatura dei pannelli. Restiamo in tema di infortuni, ma andiamo a Palazzolo dello Stella. Infortunio domestico, verso le 12, un uomo di 66 anni stava effettuando dei lavori presso la propria abitazione ed è caduto da un'altezza di circa 3 metri e si è procurato seri traumi. A soccorrerlo l'equipe sanitaria, vista le gravità, l'uomo è stato caricato anch'egli sull'eliambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato per un trauma alla schiena. Però parliamo del consorzio di bonifica pianura friulana. Sulla linea della continuità, il risultato delle elezioni del Consiglio dei Delegati parla chiaro. Il consorzio bonifica pianura friulana proseguirà il lavoro finora svolto di tutela e salvaguardia del territorio con opere irrigue e idrauliche. Entrambi i quorum sono stati raggiunti, quello della contribuenza, 45%, oltre il doppio della soglia prevista dalla norma, e quello delle persone fisiche, 15%. Un'affluenza che molto raramente si registra nelle elezioni consortili e che acquista un significato ancora maggiore in questo particolare momento caratterizzato dalla pandemia e da una generale disaffezione verso il voto. E il commento della Presidente dell'ente, Rosanna Clocchiati, che con la lista composta da Coldiretti, Confagricoltura e CIA ha ottenuto nella fascia 1 un vero e proprio plebiscito, raggiungendo 897 voti. A seguire sono stati eletti consiglieri Romina Berghignan, 224, Giorgio Zaglia, 223, Gianluigi Dorlandi, 221. Davvero consistente la partecipazione nelle prime 3 fasce, imprenditori agricoli, buona anche nella 4ª fascia dove sono presenti urbani, ossia persone fisiche o aziende proprietari di case, fabbricati e siti aziendali. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione, l'ultima per oggi per quanto riguarda i live su friulitv.net. Non resta che ringraziarvi per la visione e l'ascolto e augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.